Eccoci insieme cari telespettatori, ben ritornati con noi. L'argomento che affrontiamo, gli argomenti anzi che affrontiamo sono molto interessanti. Lo spunto parte da un progetto di cui abbiamo anche già parlato, capofila vede la Camera di Commercio di Padova, poi c'è l'Associazione Consumatori dell'ADOC per aiutare tutti quanti noi cittadini consumatori a districarsi nel complesso mondo del web. Dico complesso perché a volte viene preso un po' sotto gamba, tante azioni vengono compiute anche automaticamente senza riflettere, le conseguenze anche per truffe, raggiri e per comprendere tutto quello che ci sta dietro possono essere anche particolarmente gravi ed onerose. Ma cosa ci sta dietro questo progetto? Qual è la finalità? Qual è lo scopo ultimo che vede coinvolte anche le parti attive, cioè i venditori che debbono utilizzare questo strumento per fare un salto di qualità, per evolversi, per reggere la concorrenza? Ne parliamo insieme, da là traiamo anche lo spunto per dilungarci su altre questioni che riguardano tutti i lavoratori, quindi parleremo anche con il sindacato. E a questo proposito questa volta abbiamo il piacere di avere qui con noi in studio, in modo particolare, che supporta naturalmente Sergio Taurino, presidente dell'ADOC Veneto, grazie di essere qui con noi, ben ritornato. Roberto Toigo, segretario generale della UIL del Veneto, grazie segretario di essere qui. La sua presenza è dovuta al fatto che ADOC è una costola della nostra UIL. Insieme all'ADOC abbiamo anche tante associazioni, ma noi riteniamo che l'ADOC, con la presenza di Taurino che sta coordinando in tutto il Veneto questa situazione, sia particolarmente importante in una fase come questa. Il progetto che insieme abbiamo condiviso e lui ha realizzato va su questa direzione. Noi abbiamo bisogno di essere un supporto vero e concreto nei confronti delle persone che rappresentiamo. E questo è molto importante. Allora, dopo torniamo a bomba su questa cosa qui. Sergio Taurino, Camera di Commercio, lo abbiamo detto, che vi aiuta e vi supporta in un'iniziativa che voi da più tempo però sollecitavate come indispensabile: aiutare i cittadini a capirci qualcosa in più, a stare più attenti, no? E a difendersi. Beh, sì, praticamente la mission è sempre quella, la linea guida è quella di dare supporto e assistenza ai consumatori. Noi ci siamo rivolti come ADOC del Veneto e le ADOC provinciali che lavorano sul territorio, attraverso chiaramente anche il supporto della UIL, senza la quale non è che avremmo tante possibilità, perché ci supporta logisticamente, anche diciamo come supporto logistico, economico e quant'altro, per poter portare avanti la mission dell'assistenza prima di tutto alle fasce sociali più deboli. E noi ci teniamo molto a dirlo, tu Elena sai quanto stiamo lavorando insieme anche ad altre associazioni consumatori iscritte al CRCO, per cui la mission è quella di aiutare le fasce più deboli, ma in questo momento particolare, probabilmente anche perché sono cambiati gli approcci anche del consumatore nei confronti dei venditori, quindi parliamo dell'e-commerce, parliamo dell'avvento del web anche sulle trattative commerciali. Vogliamo dare anche un supporto non solo di difesa ma anche di orientamento, perché riteniamo opportuno che la formazione sia la forma di difesa, forse la prima barriera di difesa del consumatore nel momento in cui ci si rapporta nelle compravendite, che possano essere sia di natura le compravendite di beni ma anche di servizi. Stiamo pensando all'energia e alla telefonia, che sono il must, diciamo, di questo momento. Mi hanno chiamato anche a me 10 minuti fa da Roma un gestore di energia per creare un contratto con me come persona, per cui io penso che in questo momento bisogna bisogna portare avanti questa mission. Camera di Commercio di Padova ci ha supportato in un progetto che è cominciato il 1° giugno, finirà il 30 novembre, finiamo le azioni, e il 13 dicembre ci sarà un convegno di chiusura finale che poi pubblicizzeremo anche su tutte le nostre... Per capire cosa avete ottenuto, cosa ci sia... Per capire, ma per presentare anche i risultati, perché è stato straordinario. Con la Federconsumatori abbiamo aperto 4 sportelli dedicati solo ed esclusivamente alle problematiche che ci richiede la gente. Abbiamo aperto uno sportello a Cittadella e uno a Padova
proprio con delle ore chiaramente e con una persona che è stata formata e dedicata proprio a questa fattispecie. Chiaramente abbiamo chiesto, come al solito, lo dico al segretario, abbiamo chiesto il supporto come al solito dell'ITAL e del CAF, che sono i servizi di consulenza nostri privilegiati, per cui quando qualcosa non sapevamo come risolverla ci siamo rivolti anche a loro. Ha avuto un successo strepitoso, adesso poi dopo pubblicheremo a dicembre anche i risultati, ma non solo anziani, anche giovani si sono rivolti anche a noi, i nativi digitali, e i famosi nativi digitali, su cui io vengo regolarmente ad ogni trasmissione preso in giro, perché non sono un millennial e quindi mi devo digitalizzare anch'io, per cui ho fatto fatica, però stiamo facendo un bel lavoro. E la Camera di Commercio poi dopo mi ha già parlato che nei prossimi anni ci sarà sempre, per la tutela del consumatore, uno spazio dedicato anche nel budget camerale. Consiglio camerale. Ah sì, beh, vabbè, noi abbiamo come Consiglio camerale, siamo alla Camera di Commercio di Padova, indegnamente ci vado io a rappresentarli come tutte le associazioni dei consumatori. È un passo avanti, segretario, questo rispetto a tempo addietro, no? Il fatto che comunque una vostra costola sia presente anche in ambito decisionale di scelte di un ente che si occupa di aziende del territorio. Direi di sì, direi che in questo periodo le collaborazioni stanno aumentando, anche perché il Paese sta cambiando, se non si lavora tutti assieme è difficile ottenere i risultati. C'è un problema fondamentale, che noi siamo passati dalla rincorsa di quando succedeva il problema, quando una persona era truffata, quando una persona aveva subito un abuso, diciamo, nell'utilizzo dei propri dati per cambiare il contratto, eccetera, a provare a fare una formazione perché questo non accada. Questo è il passo in più che dobbiamo fare. Rendiamoci anche conto che dalla pandemia in poi è cambiato tantissimo, è cambiato il modo di interpretare la vita, interpretare i consumi, per due motivi. Uno, perché la gente a casa ha avuto anche più tempo a provare a dimesticarsi con questi mezzi. Due, perché il bisogno di comprare è un bisogno che in qualcuno è anche dentro, dunque utilizzi queste piattaforme senza compulsivamente dicendo ok, va bene, domani mattina mi danno il prodotto, poi non sai come renderlo, non sai se hai preso quello giusto, non sai se hai fatto le cose corrette. E poi insieme c'è questo problema enorme che noi sappiamo dell'aumento di costi della luce, dell'acqua, del gas, proprio riguardante anche in parte transizione economica e scelte geopolitiche che ci sono, e poi questo obbligo, tra virgolette, che non è ancora un obbligo di cambiamento tra la rete elettrica del mercato libero rispetto all'altro tipo di mercato, manca neanche un anno, ecco, che ha fatto sì che ci sia questa pressione nei confronti dei consumatori e delle cose, tenendo conto che le nostre competenze, un po' di tutti, sono un po' leggere su questo, dunque poter cascare dentro in delle situazioni che fanno veramente male è anche molto, molto semplice. Già sopportare le gravità che ci vengono addosso nella normalità sono già pesanti, se poi ci mettiamo insieme anche qualche truffa insieme abbiamo fatto proprio un 48, come si dice. Assolutamente. Diceva il segretario, Presidente, che un ruolo di consulenza, di formazione, ed è forse un passo più in là, perché se ne è anche già parlato, tra l'altro. Una cosa è aggredire chi ti ha fatto del male, ti ha truffato, oppure comunque non ti ha consentito di riflettere a lungo su quello che, riflettere bene, nel modo migliore su quello che hai fatto, e una cosa invece è dire attenzione consumatore, fermo lì, ti do delle istruzioni per comportarti nel modo migliore. Si è sempre fatto, l'avete sempre fatto, però adesso proprio ci sono dei progetti specifici, e vuol dire far crescere il consumatore, no? Che è una cosa fondamentale. Sì, proprio dicevo prima che la mission, anche la vision della Camera di Commercio, ma delle associazioni dei consumatori, anche a livello nazionale, il nostro nazionale è stato sempre sensibile a questa problematica negli ultimi 4-5 anni, quello di passare proprio dalla difesa stretta, cioè la difesa quando già il danno è stato fatto, alla prevenzione.
lo vediamo anche nella sanità. La prevenzione è importante, ma non solo prevenzione e basta, una prevenzione che significa anche consapevolezza del consumatore di avere degli strumenti, e non le chiamo armi perché qualcuno dice armi, a me piace la parola armi, mi piace la parola strumenti, no? Idonei a potersi difendere da soli. Poi è chiaro che in seconda battuta verranno da noi ad avere anche giustizia quando vengono truffati, ma avere già consapevolezza che con poche nozioni e con anche un certo bagaglio culturale, che non deve essere culturale delle scuole, se hai avuto la scuola dell'obbligo, se sei universitario, perché a me si sono rivolti il muratore, l'imbianchino eccetera, il professore universitario stratruffato, ma anche aveva una cultura e anche era preparato sull'argomento, per cui penso che prevenzione, strumenti e formazione continua chiaramente, e noi anche a Mestre nella sede WIL della Regione Veneto ne abbiamo già fatto 4 corsi di formazione per i nostri sportellisti. Chiaramente poi dopo io, visto che c'ho il segretario qua, lancio il messaggio che noi i volontari debbono essere, diciamo, come dire, la nostra linfa vitale. Sì, la linfa vitale, perché purtroppo per essere volontari bisogna avere veramente una formazione continua, aggiornata, ed anche una formazione di un certo tipo. Per cui oggi la Camera di Commercio ci ha dato questa possibilità, la Regione Veneto ci dà la possibilità attraverso i famosi contributi del Ministero dello Sviluppo Economico. Do anche un'anteprima, poi dopo la Giovanna dirà: ecco Sergio, sei arrivato prima tu a dirlo. Il Ministero dello Sviluppo Economico ieri ha pubblicato in Gazzetta già i nuovi contributi alle 20 regioni italiane, quindi c'è già la tabella, per cui accederemo a quei fondi per poter portare avanti nel 2022-23, perché sono 18 mesi, portare avanti tutta la progettazione a livello regionale. La regione, diciamo, funge da collettore e noi associazioni, che poi siamo rimasti in 4, voglio dire, non è che siamo rimasti in tanti, ma in 4 quelli accreditati, perché richiedono sempre più clausole stringenti il Ministero, giustamente, quindi bisogna avere standard qualitativi. Io penso alle nostre sedi che hanno il coso per la disabili, cioè hanno l'accesso alla disabilità, gli strumenti che noi diamo. Abbiamo fornito tanti strumenti anche alle persone che avevano proprio, si rivolgevano allo sportello, tipo lo SPID, ci hanno chiesto di fargli lo SPID, di fargli l'identità digitale anche per poter accedere all'INPS, per vedere il proprio contributo. Insomma, quindi tutti i servizi che vengono a cosa. Le compagnie invece, quello è il nostro must, e dobbiamo lavorare su quello, e con la Camera di Commercio già da un paio d'anni sono in sintonia anche con Union Camere per poter avvicinare anche le piccole e medie imprese alle associazioni dei consumatori, perché le piccole e medie imprese sono quelle che subiscono dei contratti magari qualche volta capestro e avrebbero bisogno di un supporto anche di conoscenza e anche di formazione. Per cui già il Presidente Santocono, quando siamo usciti l'altro giorno, mi ha già detto: guarda che dobbiamo lavorare sulle piccole e medie imprese per farvi conoscere e per dare la vostra consulenza anche a loro. E noi sposiamo anche questa tesi, nelle prossime occasioni in cui ci rivedremo parleremo anche di questo nuovo filone. Allora, un modo di evolversi delle associazioni consumatori. Il sindacato invece, adesso magari incombe la pubblicità, però speriamo di no, comunque se ne abbiamo tempo dopo lo spazio pubblicitario. Però è evoluto, è cambiato con l'evolversi dei tempi, è ancora importante e strategico nelle decisioni che contano. Adesso ci sono tanti momenti, tanti step che devono essere affrontati, oppure sta perdendo di peso alla luce anche di nuove figure di nuovi lavoratori che non lo sentono, non l'hanno vissuto perché sono nativi recenti e quindi non ne hanno visto la necessità e non si iscrivono. Com'è la situazione? Quindi cosa state facendo? Io parlo un po' di parte. Quando noi parliamo di sindacato in generale.
È altresì vero che il sindacato è fatto da più sindacati, da sindacati confederali, e c'è la CGIL, la CISL e la UIL e altri sindacati, tra virgolette, non confederali e autonomi. E per quanto poco anche all'interno delle 3 organizzazioni sindacali di CGIL, CISL e UIL ci sono delle differenze nell'interpretare delle cose, che poi cerchiamo sempre di trovare le sintesi necessarie. Quello che lei mi ha detto adesso di distanza delle persone nei confronti del sindacato in questa fase... Una provocazione, una domanda provocazione. Sì, in questa fase non lo vediamo proprio. Allora, la interrompo un attimo, perché abbiamo appunto la pubblicità che temevo incombe, quindi non lo vedete proprio, con questo ci riallacciamo subito dopo la pubblicità, quindi restate con noi pochissimi secondi.